La rassegna stampa. Ti piaccio? Oh, dice di sì, Francesco. Ragazzi, questo è amore, amore mattutino. La faccia di Sammy Varin con gli occhiali verdi, chiaramente, ormai tornati molto di moda, devo dire, mai passati di moda, qui a Radio Libertà. E il tau che spunta dalla camicia, eh? In alto c'è scritto in piazza per dire Europa cristiana, mai musulmana. Milano, Piazza Duomo, 18 aprile, ore 15. Eccola qua la immagine che state guardando voi della radiovisione, voi che ci guardate sul sito radiolibertà.net o che avete scaricato la nostra applicazione o che siete su Facebook, su YouTube, magari sulla pagina di Lega Salvini Premier. Buongiorno da Sammy Varin, come state? Oh, qui uno sta via un giorno e succede di tutto. Sammy, è meglio che non stai a 7 più, perché qua ogni volta che stai lontano dal microfono per qualche ora. Il buon mattino da Sammy Varino, certamente. Oggi io lo so, c'è gente che si è svegliata e il primo pensiero è: chissà come titolerà quest'oggi il famoso quotidiano comunista, Il Manifesto. Guarda, lo so, ci sono solo deviazioni che vi capisco, anch'io ho avuto lo stesso pensiero, in effetti. Giornata divertente, almeno per guardare i titoli dei giornali. Poi chiaramente io non ve li leggerò questi giornali, perché questa, l'ultima cosa che è questa trasmissione, è la rassegna stampa. Non è una rassegna stampa, ma è un qualcosa che vi mette sul tavolo le argomentazioni del giorno e magari anche quelle, perdonatemi, che porteremo in piazza questo sabato, visto che ci sarà la grande manifestazione della Lega in Piazza Duomo a Milano. E sono le argomentazioni che servono per vivere, ma soprattutto per sopravvivere in questi tempi. Andiamo sul Corriere, è stata sua la colpa, è stato il Corriere che ha intervistato Trump e che ieri ha detto queste brutte cose verso tutti noi italiani. Trump contro Meloni non ci aiuta. Eccola qua, la prima pagina del Corriere della Sera. La Casa Bianca attacca ancora il Papa, non ha idea di cosa accade in Iran. Mattarella, no all'autoesaltazione. Bella anche questa frase di Mattarella, questa meditazione che ha fatto il presidente con gli aspiranti giornalisti. Ci vuole anche un po' di autoironia da parte di chi ha il potere, che in effetti mi sembra che Trump sia fin troppo ironico. Il problema è che scherza sugli altri e non su se stesso, è vero. Possibile ripresa dei negoziati con Teheran, ma poi titolone: Trump contro Meloni non ci aiuta. Donald al Corriere, scioccato. La Premier, non so quanti leader hanno parlato di lui come ho fatto io. Il sostegno di Schlein. E qualcuno ancora non ci crede a questa cosa. La Schlein che ha difeso la Meloni. Viviana Mazza, Meloni non vuole aiutarci nella guerra, è inaccettabile, sono scioccato, pensavo avesse coraggio. Così il presidente americano Donald Trump, parlando al telefono con il Corriere, e ha aggiunto: l'Italia non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare, non vuole essere coinvolta anche se ottiene il suo petrolio là. Pensa che dovremmo fare il lavoro per lei. Con Meloni non ci parliamo da molto tempo. E attacca di nuovo il Papa. Non capisce, non dovrebbe parlare di guerra perché non ha idea di ciò che sta succedendo in Iran. Così la prima pagina del Corriere, che naturalmente ci infila dentro altre argomentazioni anche sulla salute mentale del tycoon. Il tycoon senza freni, gli psichiatri, è narcisismo maligno. Questa diagnosi non l'avevamo mai sentita. Narcisismo maligno, quindi si crede chissà chi si ama così tanto, ma è una roba che fa anche male questa roba, e c'è il narcisismo anche quello benigno. Lo sapevate? Datemi uno psicologo, datemi uno psicologo.
Di spalla, allarme del Fondo Monetario Internazionale. Rischiamo la crisi peggiore. Altro argomento quest'oggi sul tavolo e secondo me un argomento importante che dobbiamo portarci sabato in piazza. Sul fronte della crescita, tagli alle stime. Siamo sempre sul Corriere, naturalmente si ritorna a parlare del Papa, il nuovo monito di Leone XIV, Dio non sta con i prepotenti. Chiaramente, chi ha orecchie per intendere, intenda. In centro pagina oggi il Corriere, intervista Maniero, da boss della mala del Brenta alla RSA, non vedo nemmeno i figli, adesso questo boss vive in una casa di riposo, ha 71 anni, un passato di rapine e clamorose evasioni. Trascorre le giornate dipingendo. Felice Maniero, il boss della mala del Brenta, si racconta: sono stato lasciato solo anche dai figli, confessa che non rifarebbe il bandito e rivela che il tesoro di 30 miliardi oramai non c'è più. C'è da credergli? Bah. Sempre sul Corriere oggi letto quotidiano del giorno, che non vuol dire che ve lo leggerò tranquillamente, se mi state scegliendo vuol dire che avete altro per la testa. L'omicidio di massa, le accuse al 17enne, è pugile, l'ha colpito, è una promessa della box, il 17enne fermato domenica assieme a 2 maggiorenni per la morte di Giacomo, è stato lui a sferrare il pugno che ha fatto crollare a terra il 47enne, poi accerchiato e colpito ancora. E poi Campobasso, confermata la ricina, le tracce di veleno su madre e figlia, ma non sul padre. Ancora un minuto di Corriere della Sera, perché Massimo Gramellini e il suo caffè, anche lui è rimasto sorpreso da ciò che è avvenuto ieri in Parlamento. Cioè, capito, cari ascoltatori, che voi oggi dovete essere contenti. Se mi state ascoltando, pronto? Funziona? Che ieri non andava al DAB, ho sentito mentre andavo a esaminarmi non andava al DAB, poi è ritornato. Se oggi mi state sentendo, dovete essere contenti perché stiamo vivendo dei momenti che ma non pensavamo neanche lontanamente di vivere, i nostri figli, i nostri nipoti, ma questa roba veramente, voi che siete soprattutto più anziani, potete dire di aver passato da un estremo all'altro, da quando non c'era la televisione, poi l'avete vista in bianco e nero, a colori, e poi è arrivato anche tutto il resto, il telefono e tutto il modo di parlarsi in modo diverso, perché non c'è più quella comunicazione di un tempo, non ci si ritrova più, non si usa più neanche il telefono, si scrive soltanto. Ecco, inizio a stare male, soprattutto perché ieri la Schlein ha difeso la Meloni e qui uno veramente casca dal pero, dice non è possibile. Vi leggo il caffè di Gramellini. È un riflesso condizionato. Alle 2 del pomeriggio mi ricordo che a casa di Trump sono le 8 del mattino e apro i siti per sapere contro chi si è svegliato. Ieri era al telefono con la nostra Viviana Mazza per dirle che Giorgia Meloni è una vigliacca. Bazzecole per chi ha appena insultato il Papa e dato della prugna secca a Bruce Springsteen. Comunque da italiano mi sono sentito ribollire un po' il sangue. Ho pensato, se solo la politica non si fosse ridotta alla brutta copia di 1000 talk show, adesso l'opposizione troverebbe il coraggio di mettere da parte i calcoli di bottega per ergersi a difesa della dignità nazionale offesa da quel buzzurro, evitando di comportarsi come i tifosi che esultano quando una squadra italiana diversa dalla loro perde in Champions. Ho sperato nei 2 ex premier, ma Renzi ha ceduto al lato scuro della sua forza retorica e ha irriso Giorgia Meloni, mentre Conte l'ha accusata di intrattenere rapporti ambigui con Trump. Da che pulpito, Giuseppi? Subito dopo, però, mi è parso di sentire queste parole: voglio esprimere la più ferma condanna per l'attacco alla Presidente del Consiglio. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di minacciare o mancare di rispetto al nostro governo. Siamo avversari in quest'Aula, ma siamo tutte e tutti italiani. Dapprima ho pensato di essermele sognate, poi che fosse stata l'intelligenza artificiale, ma aveva detto tutte e tutti. Quindi
Era proprio Elly Schlein. Chapeau! Allora è vero che Trump fa miracoli. Questo è il caffè di Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere, e questa è la frase chiaramente che ci rende tutti un po' meno infelici delle brutte notizie che Sammy Varin anche questa mattina vi leggerà, anche se all'interno del centro-sinistra e della sinistra la Elly è stata l'unica che ha espresso solidarietà, e naturalmente vedremo che il Corriere chi va a intervistare? Chi? Mica la Schlein, va a intervistare la sinistra di Fratoianni and Company, e quelli che non hanno espresso assolutamente solidarietà alla Meloni per questo attacco. Repubblica, Trump scarica Meloni. La Stampa, Trump e Meloni, il divorzio. Guarda che c'è da divertirsi oggi. Il Fatto Quotidiano, Trump bombarda pure Meloni. Il Resto del Carlino, Trump attacca Meloni, Schlein con la premier. Il Messaggero, Trump e Meloni, lo strappo. La Verità, divorzio all'americana. Il Giornale, Italia First. Libero, Trump fuori di Meloni. Il Tempo, c'eravamo tanto amati. Ed ecco, signore e signori, il vostro e nostro quotidiano di riferimento, signori, il quotidiano Il Manifesto. I titoli del Manifesto fanno invidia davvero ai quotidiani molto più importanti. Il Manifesto, questa mattina, la faccia di Meloni e di Trump si stanno guardando negli occhi, e il titolo: era una maga. Era una maga. Guarda che carino, eh? Meloni, l'alleata più fedele, sponda europea del suo movimento, e ora una debole per Trump. Punita per averlo criticato dopo gli attacchi al Papa, la premier sperimenta l'ira del presidente USA. Spera che questa distanza le faccia bene, ma nemmeno a lei le magie riescono più. Nemmeno alla Meloni riescono più le magie di un tempo, secondo il Manifesto, e allora il titolo: era una maga. In taglio basso l'altra notizia, insomma, parallelamente a tutto questo, Vinitali porta consiglio, a quanto pare: stop all'accordo con Israele. Il governo italiano sospende il memorandum, ma in Unione Europea difende la partnership. E questa è un'altra notizia da mettere sul tavolo. Ma perché vi metto sul tavolo queste notizie? Perché voglio che le commentate, e lo dico per i nuovi ascoltatori: questo che vuole da noi? Io sono qua per dirvi che cosa succede e darvi la possibilità di commentarlo inviando un messaggio WhatsApp. Prendete nota del nostro numero, siamo in diretta 7:43, ma anche se ci seguite in un altro orario, in replica o sui social, potete ugualmente scrivere, perché il primo speaker che entra in onda legge ogni volta tutti i messaggi che arrivano. 340 67 09 659, questo è il numero di WhatsApp di Radio Libertà. 340 67 09 659, e il vostro messaggino svolazza nell'etere in tutta Italia. E devo dire, ancora una volta, l'ho capito, siete voi migliori editorialisti sul mercato, voi ascoltatori. E in effetti sul nostro sito radiolibertà.net molto spesso gli articoli sanno di voi, comprendono ciò che voi ci raccontate. Il Domani: Meloni sedotta e abbandonata, Trump, Giorgia non ha coraggio. Il Riformista: effetto Trump, e qua si vede l'incontro della Giorgia con Elly Schlein. Effetto Trump, il titolo del Riformista. Donald attacca Meloni, sono scioccato, non ci aiuta in Iran. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, lei è inaccettabile. Scatta l'unità nazionale. Le opposizioni al fianco del governo. Direi non tutte, caro riformista, solo la Schlein. Chicco Testa: l'Italia sia coesa contro la crisi energetica.
E anche sul fronte crisi energetica ci sono delle propostine che stanno per ballare sul tavolo e soprattutto che porteremo in manifestazione questo sabato. Attenti, perché lo chiedo anche a voi ascoltatori, di destra o di sinistra, non me ne frega niente, sono bipartisan. Noi sabato andiamo a manifestare a Milano in Piazza Duomo. C'è ancora qualche pullman libero, se volete parteciparvi contattate la sezione della Lega a voi più facile o semplicemente arrivate per i fatti vostri a Milano sabato pomeriggio a partire dalle 15. Quali argomenti portare in questa manifestazione? Quali? Non soltanto la remigrazione, che è la motivazione per cui ce la vogliono vietare, perché ecco, questi cattivi vogliono mandare via gli immigrati e tutto il bla 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 bla. Fateli riascoltare la canzone che ho cantato 10 anni fa. Sì, Sammy Varin ha cantato anche una canzone, cari ascoltatori novellini. La Padania si intitolava così, Sogno di una notte di mezz'estate, errore giovanile, chiamatelo come volete, ma all'interno della canzone La Padania di Sammy Varin che trovate su YouTube è un featuring, quella roba con Matteo Salvini. A un certo punto c'è Matteo Salvini che urla: noi non vogliamo i clandestini, ok? Questo è il claim da sempre, la parola d'ordine che la Lega ha da sempre. Ma intorno al termine clandestini poi ci sono tante altre problematiche create da chi è nel nostro paese e non rispetta le regole del nostro paese perché ne ha altre, perché magari preferisce la Sharia alla nostra Costituzione o altre motivazioni. Certo, se sei ospite nel nostro paese, ti diamo una casa, ti diamo un lavoro e non rispetti le nostre regole in maniera così grave, secondo noi ci deve essere la possibilità di essere remigrato, termine difficilissimo, bruttissimo da pronunciare, eccetera, eccetera, di cui però cominciamo almeno a parlarne, possiamo almeno parlarne. No, 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 è anticostituzionale, secondo la sinistra che ha detto no alla manifestazione della Lega di questo sabato e non è ancora finita la polemica, state tranquilli. Quali argomenti portiamo questo sabato in manifestazione secondo voi? Qual è la cosa più importante di cui bisogna discutere, visto che la Lega è al governo, c'è ancora un anno e c'è la possibilità di fare ancora tante cose insieme negli anni a venire? Qual è la vostra proposta da portare in manifestazione? Se me lo dite, io la dico per radio. Questa radio viene ascoltata dai politici della Lega e non soltanto, e il vostro argomento finisce sul palco. Scrivete al 340 6709 659 e le vostre proposte le lanciamo anche ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che sarà con noi questa mattina alle ore 9. Un argomento è sicuramente quello della recessione ed eccolo qua, più serio che mai. Il Sole 24 Ore apre proprio con questo. Fondo Monetario Internazionale, allarme recessione mondiale. In poche parole, Alegher. Una guerra prolungata in Medio Oriente porterebbe il mondo in recessione. È il monito lanciato dal Fondo Monetario Internazionale che ha tagliato al 3,1% dal 3,3% di gennaio le stime di crescita mondiali in caso di conflitto breve. Nello scenario peggiore di un lungo conflitto, il PIL globale nel 2026 salirebbe solo del 2%, e cioè sull'orlo della recessione. Il taglio non risparmia l'Italia, FMI ha ribassato le stime di crescita allo 0,5% nel 2026 e nel 2027, Lagarde, economia europea a metà strada tra lo scenario base e quello avverso. Sempre sul Sole 24 Ore, naturalmente l'affondo di Trump, scioccato da Meloni, non ha coraggio, attacco senza precedenti alla Premier. E di spalla anche la frase di Mattarella, vi dicevo, molto potente e
parlando dei potenti con più autoironia, eviterebbero imbarazzi. Se i potenti della Terra usassero un po' di autoironia, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo. Lo ha detto il Presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo. Mattarella ha sottolineato il messaggio di Papa Leone all'Accademia delle Scienze: temperanza come guardrail contro l'abuso di potere, un messaggio splendido, ha detto il capo dello Stato, che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione. Anche qui sembra di parlare di concetti del Medioevo, ma mai come oggi è forse importante parlarne. Molliamo il Sole 24 Ore, signori, ancora qualche titolo? Quale? Italia Oggi è il più chiaro di tutti. Trump attacca la Meloni. Ok, ci siamo. Cosa volete che vi lega ancora il manifesto? Ma siete malati? Che malattia ci avete stamattina? Uè, strani messaggi comunisti mi arrivano al 340-6709-659. No, basta manifesto. Vedi, guarda qua, subito il computer di bordo mi sbatte fuori perché ho nominato troppe volte il manifesto. Naturalmente io ripeto l'appello: figlio d'Apollo, conto corrente postale 37671294 per aiutare Radio Libertà a funzionare un po' meglio. Se passate in posta questa mattina, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, lo intestate a Radio Libertà, come causale casuale ci mettete contributo volontario e se volete ci aggiungete per il computer di bordo di Sammy Varin, così non rompe più le palline. Se vi è più comodo utilizzare l'internet, andate sul sito radiolibertà.net, in alto a destra dona ora, schiacciate quel pulsante e potete aiutarci con una semplice carta di credito. Grazie, perché lo so, me lo dicono, stanno arrivando tanti piccoli versamenti, anche mica tanto piccoli, però io sono per i famosi 5 euro, li dico. Cos'è, da 20 anni che dico aiutateci con 5 euro. Ancora ai tempi facevo la posta di zio Sammy, questa Francesco non la sa, negli anni 80 facevo la posta di zio Sammy, era non mi ricordo se era Via Radio o forse ancora Radio Milano Caponord, 83-84, subito dopo Teleradio Lidi, e si poteva scrivere a Sammy Varin una lettera, perché c'era solo quelle, in cui mettevi dentro tipo 1.000 lire, 2.000 lire in francobolli, perché non si potevano inviare soldi, e io ti inviavo la mia foto. Ti giuro, adesso ormai per qualunque denuncia è tardi, però cioè, ricevevi la foto di Sammy Varin, ma sai in quanti, e lo so che ci siete all'ascolto, che avete ancora la foto di Sammy Varin, non dico sul comodin perché lì c'è veramente qualche deviazione, però da qualche parte, in qualche cassetto, grazie. Adesso non vi chiedo più la mia foto, naturalmente la trovate con i capelli verdi quando facciamo Pontida, ma sì, ora ci sarà anche, la facciamo allora la calamita con scritto Mai Mulà e la faccia di Sammy Varin. Lo chiedo al Grimoldi, che è lui responsabile dei gadget. Oggi sarà in onda alle 15:30 il grande Marco Grimoldi con la sua Lega e dintorni, si chiama così la sua trasmissione settimanale. Oggi c'ha Luca Toccalini, che è il coordinatore federale dei giovani, e Cristian Colombo, che coordina invece la Lega Giovani del Ticino. Bellissimo incontro, soprattutto per parlare della manifestazione dal punto di vista dei giovani, quindi vista dai giovani, di questo sabato, oggi ore 15:30. Chiusa parentesi, sì, la vorrei io, la calamita, non da mettere sul cruscotto della macchina perché non c'è più niente di ferreo sul cruscotto della macchina, ma sul frigorifero. Lo volete un faccione di Sammy Varin sul vostro frigorifero a casa o sul forno a microonde? E allora fatemi sapere se facciamo sta calamita. Tutto questo per dire che cosa? Che per 5 euro vi darò la calamita, cosa c'è? Ma cosa c'è? Ci stiamo parlando adesso di autoironia. Questa è autoironia della comunicazione, ragazzi. Nessuno
fa una comunicazione come la nostra. Nessuno osa fare una rassegna stampa in cui si parla della calamita col faccione di Sammy Varin. La Stampa, così imparate. Trump e Meloni, il divorzio, centropagina, ma soprattutto un po' più in basso, lo spettro della recessione globale. Oh, lo spettro, il fantasma, no? Blocco di Hormuz, Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita, USA-Iran, si torna a trattare la tregua. Insomma, l'economia globale è sotto assedio. Il rischio recessione diventa una minaccia concreta con la guerra nel Golfo Persico e il blocco dello stretto di Hormuz. L'allarme arriva dal Fondo Monetario Internazionale in apertura del World Economic Outlook. Intanto a Islamabad domani si terrà un incontro tra i mediatori in vista del nuovo summit USA-Iran previsto sabato. Porta una sfiga totale il quotidiano La Stampa, ma è giusto saperlo. Naturalmente di spalla alle altre notizie, quello di Massa, un video riscrive il delitto, scontro tra vittima e pugile ragazzino, e naturalmente andando all'interno le argomentazioni più votate sono il divorzio all'americana, Trump, Meloni, divorzio all'americana, le frasi di Trump intervistato dal Corriere, non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato, mi sbagliavo su di lei, l'affondo brutale del leader USA contro l'alleata, poi attacca di nuovo il Papa, insomma frasi che avete sentito e risentito in queste ore. Ve l'ho detto, questa è una rassegna in cui non abuso della vostra pazienza leggendovi gli articoli che vi leggono sicuramente Radio Popolare, Radio 24, Rai 1, eccetera. No, cerchiamo la sostanza noi qui a Radio Libertà. E allora io giro la pagina. Chiaramente come retroscena ce n'è più di uno di questi titola La Premier Amara, doveva succedere, tentativi di ricucire con Vance e Rubio, il fatalismo di Palazzo Chigi lo chiama La Stampa, posizioni insostenibili, Schlein isolata nella solidarietà a Meloni, e anche questo ha fatto scalpore. Prima di tutto che la Schlein abbia difeso la Meloni, e veramente anch'io come Gramellini pensavo che fosse uno scherzo, che fosse il solito video dell'intelligenza artificiale. No, anche lei. E qui, signori complottisti, so che ci siete. Complottisti, mi sentite? Pronto? Cosa c'è sotto? C'è qualcosa sotto di sicuro. Perché la Schlein ha difeso la Meloni? Sotto c'è Roberto Salis che suona, c'è Francesco che me lo ricorda. Oh, viene alle 11:30 Roberto Salis, perché a proposito di complottisti, lui è uno potente. 11:30 stamattina, il chitarrista Roberto Salis, che ci suona in sottofondo in questa prima mezz'ora di rassegna stampa, arriva nei nostri studi. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? La Schlein ha difeso la Meloni? È lo scudo Dem, scrive La Stampa, non minacci l'Italia, ma Conte e Renzi critici, colpa della sua subalternità. E non vi dico AVS che proprio di solidarietà non ne vuol sentir parlare. Il retroscena oggi sulla Stampa è interessante da leggere, chiaramente io non ve lo leggo perché ve la dovete comprare La Stampa. Vediamo chi osa. Altro paginone a pagina 10, paura di recessione. L'economia globale è sotto assedio, rischio recessione diventa una minaccia concreta con la guerra del Golfo Persico, il blocco dello stretto di Hormuz, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, la rotta dello sviluppo subisce una deviazione drastica a causa del conflitto in Medio Oriente divampato a fine febbraio 2026. In questo quadro di incertezza il prodotto interno lordo dell'Italia resta ancorato a stime asfittiche. Ti vedo un po' asfittico stamattina, eccetera, robe allegre che appena svegli ti danno voglia oggi, pompa, bisogna lavorare, fermi tutti, eccolo qua. Allora, l'argomento da portare in manifestazione questo sabato, ragazzi. C'è una manifestazione che ci avete richiesto da anni a noi della Lega, e finora vi dicevamo, siamo al governo,
cerchiamo di portare al governo direttamente questa cosa. Beh, questa volta abbiamo deciso di portare le vostre proteste al governo e di portarle in piazza, nella piazza più bella e più importante d'Italia, Piazza Duomo a Milano, questo sabato dalle ore 15. Allora, la cosa importante secondo me è esserci fisicamente in Piazza Duomo a Milano questo sabato. Chi ci ascolta da Messina e proprio non ce la fa, faremo la diretta su questa radio. Ci sarò io davanti a questi microfoni questo sabato a partire dalle ore 14 in diretta su Radio Libertà. Uno degli argomenti, secondo me, è questo ed è il titolo del retroscena di Luca Monticelli oggi sulla Stampa. Blocco degli aumenti di bollette e carburanti. Il governo valuta misure in deficit contro i rincari. Ve ne parlerò tra pochissimo dopo la pausa musicale con la nuova canzone di Across Music. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Che ne pensate? Che ne pensate? Questa è nuova, è appena uscita. Io naturalmente ringrazio gli artisti che mi scrivono, sammy.varin@radiolibertà.net. È stupendo quando mi segnalate la vostra produzione, io l'ascolto e scopro che è veramente un piccolo tesoro musicale. Allora che faccio? La programmo all'interno di questa rassegna stampa. Ogni mezz'ora io lancio un artista che sia sconosciuto, però se è famoso, guarda, si contano sulla punta di una mano, le dita di una mano, le volte che metto un artista famoso. Se è famoso non ha bisogno di Sammy Varin, non ha bisogno di essere pompato. Aspetta che mi alzo, guarda, la maglietta pompa oggi con i V-meter, sono leggermente in distorsione, un po' su rosso la lancetta, però vuol dire che sto pompando, capito? Grazie a tutti gli artisti che mi contattano per essere trasmessi, ogni mezz'ora, alle 8, 8:30, alle 9, poi ancora alle 11 e alle 11:30 c'è una canzone di un artista sconosciuto. Oggi questi sono due, si chiamano Across Music con la K, Across Music, il pezzo La porta delle nuvole, un progetto di Giovanni Pecchioli, clarinettista e compositore di formazione classica, e Pamela Burrini, pianista concertista. Un sound che fonde la forma classica, ma con la libertà del jazz, col linguaggio pop, l'improvvisazione, un respiro cinematografico delle colonne sonore. Che denter un po' di tuc, chi denter, ma è roba buona. Ditemi se non è roba buona. Appena uscita trovate tutto sugli store digitali e naturalmente anche su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin, mamma mia, e quanti messaggini, ragazzi miei. Bene, mi fa piacere, vi ho provocato, sono provocante questa mattina. Sì, adesso questo sta protestando. Per favore smettetela di trasmettere quella versione di pura schifezza sonora del Va Pensiero. Oh, ne parlavamo prima, dicevamo che è una cosa bellissima. Che versione è? Mi dicevi, chi ha suonato questo Va Pensiero? Era di Jimi Hendrix ed era una polemica contro la guerra in Vietnam. Gentaglia. Jimi Hendrix è veramente una schifezza dal punto di vista sonoro, eccetera. Ma chiedo scusa, prometto che non passerò più Jimi Hendrix. Ma è chiaro, è riapparso il Va Pensiero, è riapparso perché ci ha lasciato Umberto Bossi prima di tutto, quindi un ricordo quotidiano che vogliamo fare verso Umberto, e si avvicina anche il mese, il 19 sarà un mese che Umberto Bossi ci ha lasciato, e dopodomani, venerdì, trasmetteremo anche una sorpresina. Quindi il Va Pensiero ogni mattina alle 7:25, 26, 27, eccetera. A volte c'è quello originale, a volte c'è quello suonato col piano, a volte ci sono altre versioni, ne ho anche uno fischiato, sappiatelo. Ciao Sammy, io non riesco a dare torto a Trump perché ad oggi, secondo me, è l'unico che ha il coraggio di parlare chiaro. E anche sul Papa direi che condivido, anche se i modi di Trump sono poco diplomatici. Non solo il Papa non si rende conto di cosa sta succedendo in Iran, ma non si rende nemmeno conto che tra un po' in piazza San Pietro si troveranno una bella moschea. La Meloni invece si è piegata all'ipocrisia generale europea, e quando i sinistroidi sono solidali c'è da pensare male. E la Dani magari la pensa bene anche lì. In più c'è anche l'Ungheria, questa cosa che non c'è più Orban, ma lo avremo sabato con noi alla manifestazione, se non fisicamente ci sarà sicuramente un messaggio, tante cose che formano un puzzle, come dicevamo da piccolini, che fa pensare. Ed è per questo, ragazzi, che avete scelto la radio giusta. Voi che vi siete sintonizzati con il DAB schiacciando i bottoni, ormai sulla banda DAB dell'autoradio ci sono centinaia di radio. Noi siamo stati una delle prime che ha creduto nel DAB, anche perché non avevamo soldi per stare più in FM. Adesso ce n'è tantissime. Se vi siete fermati perché giustamente sentite questo che continua a parlare, ma che cazzo è questo? Salve, sono Sammy Varin, faccio radio da quasi 50 anni, mi hanno messo qui più di un anno fa a condurre la rassegna stampa. C'è un motivo? Sì, perché non è una vera e propria rassegna stampa, perché cerchiamo di menarvi via, di portarvi al lavoro nonostante le code, di passare tra una goccia e l'altra se ancora piovigina nella vostra zona. A proposito, avevate lavato anche voi la macchina?
cazzo, io non la lavo più, ma cioè, venuto giù fango, schifo, melma, ho provato a spruzzarla con la canna, non viene più via, basta, ci devo spendere altre 25 euro per... chiuso tutte le parentesi, buongiorno Sammy, mi sembra che dall'alto qua sopra, e qui c'è l'ufficio di Salvini, noi trasmettiamo proprio da via Bellerio, il fortino della Lega, sopra di noi c'è l'ufficio di Salvini. Mi sembra che dall'alto ci sia una retromarcia sulla parola d'ordine remigrazione cambiata in lavoro e tasse e polemiche sulla piazza troppo grande. Si vedrà sabato, scrive Francesco. Allora, la piazza troppo grande, beh, guarda un po', è Piazza Duomo, e se non è grande quella ci mancherebbe altro. E la parola remigrazione, ti dico la verità, io questa cosa gliel'ho chiesta a Matteo Salvini ancora qualche settimana fa in un incontro che c'è stato in provincia di Varese, e gliel'ho chiesto proprio paro paro, gli ho detto: Matteo, ma allora dobbiamo cominciare a dirla questa frase remigrazione? E lui mi ha risposto: Sammy, il volantino dice senza paura, in Europa padroni a casa nostra, che vuol dire anche remigrazione, ma il claim, il motto della manifestazione non è remigrazione, nessuno l'ha mai detto. Ed effettivamente quello che ancora rispondiamo ai giornalisti che l'hanno apostrofata come una manifestazione sulla remigrazione, e il motivo per cui gli amici piddini non vogliono che si faccia una manifestazione sulla remigrazione, brutta cosa, perché remigrazione fa rima con deportazione. Slurp. Stiamo a vedere, perché come vi dicevo, visto l'andamento della situazione geopolitica nazionale e internazionale, e oltre a questa remigrazione che a me piace tanto, non so a voi, almeno un tentativo, almeno metterla sul tavolo, almeno cominciare a fare qualche legge. Poi lo sai, tra fare una legge e poi farla davvero è anche una questione economica, perché rimandarli a casa ci deve essere qualcuno che li accompagni, costa un fracco di soldi, però mettiamola sul tavolo. Oltre a questa cosa ce ne sono molte altre di carattere anche economico, ed è per questo che vi sto chiedendo di scrivermi al 340 6709 659 le motivazioni della manifestazione di questo sabato, cosa mettere sul palco. Oltre ai big della Lega, ai big del gruppo europeo della Lega, i patrioti arriveranno veramente da tutta Europa. Quali argomenti portare questo sabato alla manifestazione della Lega? E ve lo chiederò anche in diretta, signori. Sarò io in diretta con voi sabato pomeriggio dalle 2 del pomeriggio su questa radio, e aprirò le telefonate. Intanto che arriva il corteo, intanto che si comincia a parlare, eccetera, io prenderò le vostre telefonate in diretta. Voglio che la vostra voce arrivi in Piazza Duomo. È chiaro che la Schlein vuole recuperare credibilità presso il suo elettorato, ci scrive Marco, ma magari anche qualcos'altro. Leggere per cortesia questo interessante articolo di Socci sul Libro di stamane: attacco Leone, scontro Trump e Meloni, retroscena, intrigo Vaticano, assalto Tycoon. Ok, ci arrivo. Buongiorno Sammy, la Meloni, morto un Trump se ne trova un altro, è pieno di maschi alla Macron. Saluti cari, auguri per il buon check-up, il ketchup, certo. Enzo, grazie Enzo, sì, e ci siamo ketchuppati, si prosegue. Certo, la vita prosegue anche se la prostata piange. Sabato parliamo dei papà separati. Bello. Sammy, tutto bene? sì, appunto. Allora, Trump ci ha appioppato il suo gas, il suo petrolio, affari d'oro per lui. Rivogliamo quello di Putin. E che cavolo viene a fare? O piuttosto a chiedere Zelensky in Italia? Baci e abbracci con Meloni, scrive Graziella. Fermi tutti. Devo rituffarmi in rassegna, perché oggi c'è anche Morelli alle 9, se no non ce la faccio. Vi porto un argomento che secondo me è anche il vostro, e che sussurra oggi il quotidiano La Stampa in un retroscena di Luca Monticelli: blocco degli aumenti di bollette e carburanti. Prendere, sentite qua,
Guarda che non è scema come cosa, prendere a riferimento il conto energetico, il costo medio del carburante al 27 febbraio, cioè prima dello scoppio della guerra nel Golfo, e garantire ai cittadini l'azzeramento degli aumenti fino alla fine dell'anno. È la proposta che il vice premier Matteo Salvini sta discutendo con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e che la Lega vorrebbe mettere al centro della manifestazione dei patrioti europei in programma sabato in Piazza Duomo a Milano. La situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata. Tra le soluzioni che stiamo ipotizzando con il ministro Giorgetti c'è il blocco del conto energia, luce e gas a prima della guerra in Iran per tutto il 2026, ha spiegato Salvini. Solitamente per conto energia si intendono gli incentivi riservati alle rinnovabili e anche se in questo caso il pacchetto è più ampio, la misura fa scattare Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra, uno di quelli che non ha espresso solidarietà alla Meloni. Salvini rinuncia ai 14 miliardi di euro di soldi pubblici del ponte e utilizzi quelle risorse per sostenere gli investimenti nella sanità. Attaccare le rinnovabili, che sono l'unico strumento per liberarci dalla dipendenza dal gas e dai ricatti geopolitici, accusa Bonelli, è dai responsabili. Le coperture per riuscire a fermare i rincari sono un'incognita, scrive oggi La Stampa. L'Europa ha aperto la possibilità di derogare alla normativa degli aiuti di Stato, ma non al patto di stabilità, chiedendo ai Paesi membri di non peggiorare il deficit. Il blocco delle tariffe ipotizzato dalla Lega però andrebbe finanziato proprio in deficit. Non chiediamo dei soldi in più, chiediamo semplicemente di poter usare i soldi del bilancio dello Stato italiano, pagati dagli italiani, per bloccare ogni eventuale aumento per quello che riguarda luce, diesel e gas, per dare certezze a famiglie e imprese, dice il segretario della Lega. Qua mi fermo, chiedo a voi, cari ascoltatori, cosa ne pensate? 340-6709-659, guarda che avete in mano un'arma potentissima, le vostre proteste diventano veramente proposte in questo momento, visto che abbiamo una manifestazione in Piazza Duomo imminente che avrà spazio su tutti i giornali e telegiornali italiani e non soltanto, perché arriva tutta l'Europa sul palco a Milano. È interessante portare avanti proposte che magari non riguardano soltanto l'Italia, ma anche l'Europa, visto che volenti o nolenti in questa Europa ci dobbiamo sguazzare. Ditemi la vostra, soprattutto voi che magari non avete mai scritto a una radio e mai pensate di farlo, forse è arrivato il momento di ricredervi. Scrivete un WhatsApp al 340 67 09 659 e io questa mattina vi porto sul palco della manifestazione della Lega. Torno sulla Stampa? Sì, perché a parte chiaramente le sfighe che giustamente la Stampa deve pur portare avanti e le stiamo vivendo anche sulla nostra pelle, e a pagina 12 del quotidiano La Stampa, in taglio alto, si torna a parlare delle elezioni in Ungheria, perché c'è qualcosa, un sottile filo che lega tutto quanto, secondo me. Il niet nel feudo di Orbán, nell'ex roccaforte Debrecen che dopo 16 anni ha affossato Fidesz, gli abbiamo creduto troppo a lungo, Viktor rubava i soldi al popolo, un reportage di Monica Perosino, chiaramente siamo sul quotidiano La Stampa, Fidesz ha perso perché non ha dato risposte adeguate a tutti i casi di corruzione in questi anni, il caso delle zebre in una proprietà dell'ex premier, simbolo della corruzione, robe importanti, i timori sul vincitore Magyar, ora ha troppo potere, può diventare un nuovo Orbán. Insomma, stanno capendo che probabilmente non ci sarebbe troppa differenza, e invece qualcosina sì, perché questo nuovo premier va subito a bussare all'Europa per i soldi, per i piccioli. Attenti, c'è un altro retroscena, non è messo in questa sostanza, ma Francesca Del Vecchio scrive sul quotidiano La Stampa, siamo a pagina 12 in taglio basso:
La mossa di Salvini lontano da Trump, la volontà di riportare la Lega su temi meno identitari, timori di Fratelli d'Italia per un riavvicinamento a Mosca. Anche qui, altro argomento che potremo portare sabato in manifestazione. Voglio un vostro parere. L'asse sovranista, scrive Francesca Del Vecchio oggi sulla Stampa, che negli ultimi anni ha tenuto insieme Budapest, Roma e Washington, oggi mostra più di una crepa, una perdita di sincronizzazione. Il segnale più recente arriva da Milano. Alla manifestazione leghista del 18 aprile, Matteo Salvini contava sulla presenza di Viktor Orbán, ma dopo la sconfitta elettorale dell'alleato ungherese, l'ipotesi più probabile è un videomessaggio, un ridimensionamento logistico solo in apparenza. Quanto a Washington, solo pochi mesi fa Salvini evocava per Donald Trump un Nobel per la pace, una dichiarazione di campo, sintonia piena con il mondo MAGA. Oggi quel riferimento non viene rinnegato, ma si assottiglia per circostanza e convenienza. Lo si vede nei dettagli, scrive oggi la Stampa, come nella gestione dell'attacco di Trump a Papa Leone XIV, toni durissimi a cui Giorgia Meloni ha risposto con una condanna netta, ma non immediata. Salvini invece ha preso le distanze subito. Attaccare il Papa non è utile né intelligente. Un passaggio minimo ma indicativo, perché segnala la scelta di non seguire automaticamente la linea trampiana proprio mentre quell'asse perde compattezza tra difficoltà politiche degli alleati europei e un contesto internazionale più instabile. È il segnale di riposizionamento. In Fratelli d'Italia temono che per la Lega, indeboliti i rapporti sull'asse sovranista occidentale, questo possa tradursi in un riavvicinamento più esplicito a Mosca. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha riportato al centro il tema della carovita, energia, inflazione, incertezza, e su questo terreno che Salvini prova a rientrare spostando il baricentro, meno enfasi sui temi identitari, più attenzione al disagio economico. Anche la manifestazione di Milano si muove in questa direzione, un contenitore più largo che prova a tenere insieme agricoltori, famiglie, critiche all'Europa e alla mancata sospensione del patto di stabilità. Un cambio di registro che si intreccia con il rapporto sempre più competitivo con Meloni, differenze di tempi e toni che segnalano la ricerca di uno spazio autonomo dentro la maggioranza, meno eco di Trump, più autonomia narrativa. Resta da capire se sia un adattamento temporaneo o l'inizio di qualcosa di più strutturale. Sibila oggi, il quotidiano La Stampa, e Sammy Varin questa cosa, Mago Varin chiaramente ve lo dice da settimane, ritorna la Lega di lotta e di governo? Che ne pensate? 340-6709-659. Siamo ancora sulla Stampa per qualche istante. L'onda lunga del referendum e la pace. Il campo largo strizza l'occhio ai giovani. Schlein e Conte d'accordo, manifestazione unitaria a maggio, sarà vero? L'Appendino, torniamo a comprare il gas da Mosca. Appendino, Appendino, torneranno a baciarsi, signori. Questa volta si bacerà Salvini con Conte. Vabbè, a me piaceva più Di Maio, però l'abbiamo perso nel Golfo. Scendiamo un po' più in basso. Altro argomento nostro, direi di più, padano, il piano del nord-ovest per conquistare le Olimpiadi estive. Beh, visto il successo, e non è ancora finito, il successo di queste Olimpiadi Milano-Cortina, e adesso anche la sinistra, perché ci sono di mezzo zone governate dalla sinistra, comincia a fare 4 calcoli. Sì, giù a Roma non capite niente, la sa sta, ma qui al nord facciamo delle altre Olimpiadi padane. Poi c'è qualcuno che dice la Lega pensa solo al sud, al ponte sullo stretto. Curatevi, ragazzi miei. Guarda un po' cosa scrive oggi La Stampa, il piano del nord-ovest
Ovest per conquistare le Olimpiadi estive. Non è ancora una candidatura, ma è già qualcosa di più di un'idea, soprattutto un segnale. 80 anni dopo l'ultima volta, Olimpiadi di Roma 1960, l'Italia torna a guardare un'edizione estiva dei Giochi con orizzonte dal 2036 o dal 2040. Il Nord-Ovest prova a prendersi la scena con un progetto che mette insieme Milano, Torino e Genova, 3 regioni, 3 città e 2 schieramenti politici. Qua mi fermo, ragazzi, non ne parla solo la stampa. Non dico niente, non posso parlare. Giro, me ne vado, basta. L'ultima segnalazione, ultimissima sulla stampa, però è una cosa vera, bisogna dirla, a pagina 18, il nido delle disuguaglianze. A pagina 18 della stampa si parla di asili nido. Se avete bimbi piccoli, Italia è maglia nera tra i grandi paesi UE nel rapporto della Fondazione Agnelli per l'accesso per i bimbi sotto i 3 anni. Sta aumentando il divario tra ricchi e poveri e non c'è niente da cantare. I nidi italiani interessati, 62% dalle liste d'attesa. Nelle sezioni primavera si scende al 38%. 35,5% i bambini sotto i 3 anni che vanno all'asilo in Italia. In Francia sono il 60%, in Spagna il 55%. La differenza nella partecipazione tra benestanti e non è salita da 7,5 a 19% in 20 anni. Il direttore Gavosto dice bisogna ridurre il gap tra congedo parentale e garanzia del posto. Si intervista la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, chissà di che partito è. Nella mia città l'ho reso gratuito, ma la svolta è il congedo paritario. La Spagna, che l'ha inserito, è il paese cresciuto di più in Europa, e poi così si supera anche il gender pay gap, che voi chiaramente sapete cos'è, beati voi. Giro la pagina, giro anche quotidiano, ragazzi miei, ma c'è roba buona oggi dappertutto, anche sul Libero, e allora vi porto anche sul Libero, mentre no, vi faccio vedere anche. Questa è la verità, ma anche sul Libero mi pare è apparsa la pubblicità della manifestazione senza paura, la manifestazione della Lega di questo sabato 18 aprile ore 15 in Milano, Piazza Duomo. Basta guerre a famiglie e imprese. Ecco il nuovo claim, la nuova parola d'ordine, una delle tante che possiamo portare in Piazza Duomo grazie anche ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Scrivetemi un motto da dire, io lo inoltro, c'ho qualche numerino di telefono, lo inoltro e vediamo, chissà mai che compaia anche il vostro motto tra quelli della Lega. Libero di oggi titola Trump fuori di Meloni, ma in centropagina anche quest'altro, il delirio Flotilla. Contestato il reato di tortura. L'indagine è nata dagli esposti di 36 attivisti italiani. Al momento i giudici procedono contro ignoti, pronta una richiesta di rogatoria ad Israele. Li hanno trattati male, torturati addirittura. Io in un primo tempo si parlava anche di violenza sessuale. Chiaramente uno cade dal pero, dici ma chi? Ci venivano in mente anche determinati soggetti che c'erano, ma lascia stare, sempre a fare questi body shaman, quella roba lì. Trump contesta Meloni, non vuole aiutarci, sono scioccato da lei. E l'editoriale di Mario Secchi, fin dalla prima pagina, in politica estera l'amicizia non può esistere. I rapporti tra stati non sono regolati dai sentimenti, ma dalla forza e dall'interesse, dalla geografia e dalla demografia, dalle materie prime e dal commercio, dal potere militare e dalla tecnologia, dalla storia all'ideologia. Quando sentite pronunciare la parola amicizia, ricordatevi di Tucidide: i forti fanno ciò che possono, i deboli subiscono ciò che devono. Le reazioni
sentimentali da sinistra e da destra su 3 fatti accaduti nelle ultime 48 ore non servono a capire cosa sta accadendo. Nel migliore dei casi sono un autoinganno. Essere realisti negli affari esteri aiuta a non subire la strage delle illusioni. E poi Mario Secchi passa dalle parole ai fatti con alcuni esempi. Siamo sul quotidiano Libero, ma a preoccupare la Premier sono i prezzi e l'economia. La Meloni tira dritto su Donald, sudditanza, non so se altri leader hanno usato parole come le mie. Poi chiede di sospendere il patto di stabilità. Secondo me sarà un argomento che in Piazza Duomo ce lo portiamo a 1000. Mattarella che dice ai potenti serve autoironia. Il sondaggio noto porta a porta per l'81% degli italiani è giusto che Meloni abbia difeso il Papa. E poi naturalmente a pagina 5 di Libero il rapporto tra i due presidenti, quell'amicizia speciale incrinata su NATO e Sigonella e il campo largo diviso anche su Trump. Da Schlein solidarietà al Premier, ma Conte attacca, paga l'ambiguità. Sempre sul quotidiano Libero gli accordi Italia-Israele, lo stop al rinnovo. Poi, come vi dicevo, Flotilla ha aperto un'inchiesta per tortura. Il viaggio della scorsa estate bloccato dall'IDF, i PM di Roma inviano la rogatoria internazionale a Israele sulle navi 36 attivisti italiani, tra cui 4 parlamentari. Che mai gli avranno fatto? Giro di nuovo la pagina, sempre su Libero. Bruxelles blocca i fondi alla Biennale, la polemica per il padiglione russo. La Commissione UE conferma l'invio della lettera all'ente per sospendere le erogazioni di 2 milioni di euro. Anche su Libero, pagina 13, taglio basso, il Nord, l'ha scritto con la D, è un errore, il Nord sogna le Olimpiadi estive del 2036, capito? Da una parte ne parla la Stampa, perché c'è di mezzo anche Torino, dall'altra ne parla anche Libero, la proposta congiunta di Liguria, Piemonte e Lombardia. I giochi saranno a Genova, Torino e Milano. L'idea lanciata da sindaci e governatori. Se il Lombardo-Veneto ha funzionato, le Olimpiadi invernali di Milano sono state un successo riconosciuto da tutti, perché non dovrebbe funzionare il triangolo Milano-Genova-Torino? In fondo basta prendere il modello vincente dei giochi appena conclusi, impianti diffusi sul territorio, e adattarlo all'edizione estiva delle competizioni a 5 cerchi, mettendo insieme 3 regioni, Lombardia, Piemonte e Liguria, e 3 grandi città italiane pronte a sfidare il mondo. Sembra un gioco, tanto per restare in tema, in realtà tutto ciò potrebbe diventare una solida realtà. Ne parla in anteprima anche il quotidiano Libero di quest'oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Insiste sull'Italia una circolazione depressionaria foriera di una spiccata instabilità. Nelle prossime ore cieli irregolarmente nuvolosi o coperti da nord a sud, con qualche pioggia soprattutto su Emilia-Romagna e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni a carattere irregolare, specie su nord-est e regioni centro-meridionali, massime in aumento al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco
alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. So I'll be there, my time stretching out before I leave. I promise to be loud, and I'll be there, drowning in the sea of passion. The whistle blows, my train is getting close. No fear, no more. I need to make this right. We hide every time we engage. So now, let me be your brain. We hide children we know age. No, now, call your name. Show me what you do, running down the hill, freezing to the ground, so I can breathe. Have a drink your ink, looking for some breeze. I won't be alone until you're at home. Until you're at home. But I can feel your pain. An orchid guided by the rain. But I can break the chain. So I would dream again. Show me what you do, running down the hill, freezing to the ground, so I can breathe.
have a drink, you're in, looking for some breeze. I won't be alone until you're at home. Mamma mia, ragazzi. Show me what you Che eleganza, che raffinatezza, cioè sembra una voce internazionale, quella di No More Tears, mamma mia, che roba è italianissima, è Moa, cura e calore, senso di appartenenza al suo territorio, la Campania, e questo pezzo che non ci aspettavamo, intitolato I'll Be There, che trovate facilmente su YouTube e sul suo nuovo album Moa, con l'accento sulla... Ragazzi, io sono vestito da straccione quest'oggi, mandare musica così sembra a Radio Monte Carlo. No, tranquilli, è Radio Libertà. C'è Sammy Varini in diretta nazionale con voi. Alle 9 arriva il sottosegretario Alessandro Morelli, ma ho tantissimi messaggi da leggervi, quelli che state scrivendo al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno, ma anche per portarmi sul palco della manifestazione che la Lega fa questo sabato a Milano gli argomenti per voi più importanti. Basta odio contro la Russia, che all'Europa e all'Italia non ha fatto niente, ci ha solo fatto vivere meglio con il suo gas. Mollate Zelensky, ormai non lo può più vedere nessuno. Questo è uno degli argomenti che mi state mettendo in diretta al 340 6709 659 qui sul tavolo. La Meloni ha contribuito all'insuccesso di Trump per la fine della guerra in Ucraina, anche Forza Italia, troppi abbracci con Zelensky. Ora siamo ricattati dall'Ucraina per il gas russo, scrive l'Antonia. E poi c'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice. Buongiorno Semmi, sono Buongiorno. Albino, salve. Ma non ho voglia di polemizzare, nemmeno di parlare di tutti questi fatti che sono già stati più che abbondantemente affrontati. Una cosa simpatica è successa a Torino. Tutti sappiamo chi sono gli Umarell, che praticamente sono quelle persone che vanno a guardare i cantieri, no? Che guardano, si mettono dietro alle staccionate o dietro le reti di protezione, commentano, criticano, no, io avrei fatto così, avrei fatto quella. Ebbene, Torino ha pensato bene di arruolarli, nel senso proprio di prenderseli in carico e di mandarli in giro a controllare i lavori, visto che il personale ce n'è poco. Allora a questo punto hanno detto che molti di questi ovviamente sono gente esperta, sono persone che magari hanno lavorato nel settore e quindi possono dare dei consigli, controllare, guardare, eccetera. Adesso non sono entrato nel discorso perché una proposta sia ben chiaro, però non è male, dai, è una cosa simpatica, un po' diversa da tutte queste. Tiriamo avanti, dai, va bene così, vi saluto, ciao. Grazie caro, segno giù e quando vado in pensione ci faccio un pensierino. Aspetta, spera, caro Sammy Varin. Torniamo sui quotidiani, dobbiamo correre perché c'è tanta roba buona e ve la devo assolutamente raccontare. Torniamo sul quotidiano Libero perché a pagina 15, a parte la svolta in Forza Italia, Costa, capogruppo di Fratelli d'Italia, Barelli al governo, ok, naturalmente il neoeletto cosa ha ricordato? Silvio Berlusconi, Tajani ringrazia l'uscente, che ora diventerà viceministro o sottosegretario, ma a me interessa l'intervista in taglio basso con Massimiliano Romeo. Sabato Lega in piazza per difendere da questa Unione Europea le imprese e le famiglie. Cosa vi dicevo? Remigrazione sì, ce l'avete detto voi giornalisti e quindi dobbiamo farlo, come ci dispiace, ma anche difendere da questa Unione Europea le imprese e le famiglie. Quindi forse la cosa più importante in questo momento, che ne dite? Il capo dei senatori della Lega, la sinistra ha cercato di rovesciare i valori della Costituzione, impedendoci la manifestazione. Questo ci dà ancora più forza. Fabio Rubini,
Sabato la Lega sarà in Piazza Duomo a Milano per chiedere un'Europa più vicina ai popoli e meno agli interessi delle lobby, contro l'immigrazione selvaggia e a difesa delle nostre radici cristiane. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato del Carroccio e segretario della Lega in Lombardia. Senatore, che manifestazione sarà? Sarà una manifestazione dell'orgoglio leghista. Scendiamo in piazza per difendere la nostra terra, i nostri valori, la nostra autonomia. Il ritrovo è fissato dalle 13 in Porta Venezia, da lì partiremo in corteo verso Piazza Duomo, dove alle 15 inizierà la manifestazione. Negli scorsi giorni l'appuntamento si è caratterizzato per una forte critica nei confronti dell'Unione Europea. Vista la crisi internazionale, dice Romeo, che stiamo vivendo, sarà anche l'occasione giusta per alzare la voce nei confronti dell'Unione Europea, che deve lasciarci liberi di spendere i nostri soldi, derogando al patto di stabilità, per aiutare i nostri cittadini e le nostre imprese che oggi sono in forte difficoltà per il costo dell'energia, del carburante e delle bollette e per l'inflazione che sta salendo. L'intervista poi prosegue, a un certo punto gli chiedono: la manifestazione di sabato ha anche creato polemiche, ma a sentire il messaggio sull'immigrazione non si vede una differenza rispetto a quello che la Lega ha detto negli ultimi 40 anni. Assolutamente no. Sono polemiche costruite ad arte per cercare di spaventare i nostri elettori e per impedire alla Lega di poter manifestare. Non c'è nessun Remigration Summit, è un'invenzione della sinistra. I rimpatri noi li stiamo facendo nei fatti. Siamo passati da 3.500 del 2022, governo Draghi, ai 7.000 di oggi. Li abbiamo raddoppiati nonostante tutte le difficoltà che ci sono nel farli. Il messaggio della Lega è sempre stato questo: l'irregolare clandestino o chi commette reati deve tornare a casa sua. Chi invece è qua e dimostra di voler lavorare e integrarsi, alla fine è ben accolto. Vogliono intimidirci, ma così ci rafforzano nella nostra convinzione di scendere in piazza. E poi naturalmente le polemiche sul PD, al Pirellone ieri mattina. In un trafiletto a fianco si scrive: ieri mattina nel corso della seduta del Consiglio regionale è andato in scena un flash mob della Lega. A guidarlo il capogruppo Alessandro Corbetta, che intervenendo in aula ha annunciato la presentazione di una mozione urgente per condannare l'atteggiamento del PD in comune a Milano, che ha chiesto di vietare la manifestazione della Lega sabato in Piazza Duomo. Una cosa mai vista. Corbetta ha ricordato anche che siamo il partito più anziano in questo parlamentino e mai una nostra manifestazione si è contraddistinta per atti di violenza, perché il PD non si indigna quando gli amici dei centri sociali sfilano devastando la città? Punto di domanda. Oggi pagina 15 del quotidiano Libero. Poi naturalmente la terribile cronaca, l'inchiesta sull'omicidio di massa, il 17enne che ha colpito Giacomo è un praticante di box agonistica, la strage di Kranz, i Moretti indagati anche in Italia e anziano travolto e ucciso da 13enne in monopattino, i genitori a rischio processo. Eh sì, da Foggia, una vicenda che fa discutere. Il ragazzino sfrecciava in compagnia di un amico, erano in due sul monopattino, ma visto l'età, 13 anni, non sono imputabile. Bene, i PM puntano sulla culpa in educando, ma quindi andrebbero in ballo i genitori. Non sarebbe stato educato bene dai genitori. Interessante, anche perché troppe volte lasciamo fare i nostri figli senza preoccuparci più di tanto e ci dimentichiamo che se sono minorenni vengono a bussare a casa nostra. Ultima segnalazione da Libero a pagina 29. Qui dovrò accendere il televisore quando esco di casa e metterlo su un canale particolare. Adesso cani e gatti ci rubano il telecomando, scrive oggi Libero a pagina 29. I padroni usano gli schermi come pet sitter. È un business, la Dog TV, piattaforma streaming che costa quasi come quella umana. C'è anche la Cat TV che sta sfondando. Francesco Musolino, un topo nero che scorrazza su uno sfondo giallo con colonna sonora di Cinguetti. Questo video dura 1 ora e mezzo e ha 155 milioni di visualizzazioni. È pensato espressamente per gatti domestici. Il canale è gratuito e si chiama
TV Bini, aspetta che me lo scrivo, TV Bini, come un mio vecchio collega di Radio Mare Network, ragazzi, quando ho fatto il militare, quando andavo in licenza alle 18, libera uscita, andavo a lavorare a Radio Mare Network, era sopra Trieste. Questa TV Bini produce contenuti esclusivamente per i nostri amici a quattro zampe, del resto chi ha stabilito che la televisione sia solo nostra? Provate, io visto che ne ho 3 di gatti in casa, se lascio acceso il TV su TV Bini e me ne vado, non trovo più il televisore, perché chissà che cosa gli fanno, però questa cosa non l'avevamo mai sentita. 3406709 ditemi di cosa volete parlare, so che gli argomenti sono molteplici, mi state scrivendo di andare sul giornale, appunto. Eccomi qua. Italia first, dopo le critiche Trump attacca Meloni, scioccante, non ci aiuta in guerra, la premier tira dritto e prende le distanze pure da Israele. Poi sotto 2 pareri. Contro il Vaticano, Dio non sta con i prepotenti, Leone risponde agli insulti USA. Contro il governo, Giorgia e quell'equilibrio che era destinato a scoppiare. Interessante anche quello che scrive Francesco Boezzi a pagina 19, il metodo Askatasuna, arruoliamo solo i più violenti. Sono veramente lontani anni luce dalla manifestazione della Lega di questo sabato. Ma io vi porto subito a pagina 8 del quotidiano Il Giornale, perché il giornale riprende uno degli argomenti chiave della manifestazione di questo sabato: bollette, Salvini sfida l'Unione Europea sui rincari. Il vice premier lavora con Giorgetti a un intervento sull'energia, il nodo del bilancio. E la frase di Salvini: se serve, pronti ad andare avanti da soli. Partita doppia con Bruxelles. Se da un lato si chiede flessibilità, dall'altro si prepara l'offensiva con la kermesse dei patrioti. Gianmaria De Francesco è sul terreno dell'economia reale, più che su quello della polemica politica, che Matteo Salvini sceglie di giocare la sua partita nelle ore più delicate per famiglie e imprese italiane. L'impennata dei costi energetici legata alle tensioni internazionali e a rischio di nuove strozzature nelle forniture riporta al centro dell'agenda il tema delle bollette dei carburanti, con il vice premier che lavora insieme al ministro dell'economia Giorgetti a una serie di soluzioni concrete per attenuare l'impatto sugli italiani. Un'iniziativa che si intreccia con la kermesse milanese di sabato prossimo, dove il gruppo dei patrioti europei squadernerà le proprie idee per un continente diverso e meno prono al wokismo e ai suoi fanatismi green. Capite insomma che c'è in ballo l'Italia, ma poiché è una convention combinata insieme ai patrioti, il gruppo europeo dove c'è la Lega, ci saranno vari leader europei. Quindi le idee che mettiamo sul palco questo sabato riguarderanno anche la futura Europa. Attenti al taglio basso sul quotidiano Il Giornale, svolta dopo il voto e l'uscita di scena di Orbán. Soldi a Budapest e pure a Kiev. Ecco il nuovo asse Magyar-von der Leyen. Telefonata tra i 2 leader. Pronto? Sul tavolo lo sblocco dei fondi europei all'Ungheria e del prestito all'Ucraina, scrive oggi sul Giornale Matteo Basile. Nemmeno il tempo di smaltire la sbornia post successo elettorale, neanche lo spazio per capire quali saranno le fondamenta del nuovo programma di governo che per Peter Magyar arrivano i primi veri nodi da sciogliere, che non riguardano i massimi sistemi democratici o questioni teoriche, ma il vil nemmeno troppo denaro. Sul tavolo il via libera al prestito europeo a Kiev da 90 miliardi di euro, su cui Orbán si era messo di traverso, ponendo il veto, e il contestuale sblocco dei fondi UE destinati a Budapest, rimasti in naftalina a causa delle riforme orbaniane ritenute illiberali. Capito mi hai? Ultima segnalazione sul Giornale.
Taranto sabota l'ex Ilva, stop alla termoelettrica, acciaio in crisi, nel pieno delle trattative per la vendita arriva sta notizia. Il sindaco di Taranto Bitetti ordina di spegnere la centrale, se ne occupa Sofia Fraschini, e così diventa impossibile gestire i gas siderurgici, a rischio anche gli impianti del nord. Un paginone che non è certamente una bella notizia per chi lavora all'Ilva, ma anche in tutto il terminale che non avvolge soltanto il sud. Sono le 8:53, ancora sul quotidiano Il Giornale, non possono leggervi questa. Luigi Mascheroni nella sua terza pagina si occupa del personaggio, e il personaggio di quest'oggi chi è? È Gianni Brera. Inediti per la prima volta in un volume i pezzi su box, football, ippica, golf, viaggio in America si chiama questo volume, dalla Padania, sì c'è scritto proprio così, dalla Padania agli USA, quando Gianni Brera se ne andò in America così per sport, il reportage del suo viaggio nel 1955. La distanza tra la Padania e il Maryland, USA, America, di 6.800-6.900 chilometri. Lei stessa, 10 ore di volo, 6 di fuso orario e un mare d'oceano in mezzo. Così il volume In viaggio in America di Gianni Brera. Rimasto senza lavoro, accettò un invito del Dipartimento di Stato, ci rimase 3 mesi di malavoglia, ma gli articoli sono bellissimi. Un assaggio quest'oggi solo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 27. Giro di nuovo la pagina, dove vado? Ragazzi, non c'è che l'imbarazzo della scelta, vado sul Tempo. Il titolo del Tempo di quest'oggi è "C'eravamo tanto amati". Meloni sferza l'Europa, stop al patto di stabilità, non sottovaluti la crisi, ed è interessante questa cosa, la urliamo questo sabato in Piazza Duomo, stop al patto di stabilità, e a urlarlo non siete solo voi, non è solo la Lega, ma ci sono anche gli altri leader europei, ragazzi miei. È interessante ciò che urleremo dal palco questo sabato alla manifestazione della Lega. Smettere di farci dare martellate dalla von der Leyen e seguire la linea di Giorgia. L'articolo sul quotidiano Il Tempo di Federico Punzi quest'oggi, che parla di ricadute economiche partendo dal punto stampa che la Meloni ha tenuto ieri al Vinitaly. I deputati di Fratelli d'Italia con le mascherine. Ieri Conte mentitore, e naturalmente scoppia la bagarre in aula. Protesta contro il leader 5 Stelle che non chiarisce sul Covid, e lui minaccia di querelarli tutti. Rinunciate all'immunità. La Montarulli ha detto: i lockdown basati su scelte politiche sono stati un insulto agli italiani che hanno pagato il prezzo di decisioni arbitrarie. Fugge dall'audizione. Conte sostiene di essere pronto a riferire in commissione Covid, ma rifiuta di dimettersi come raccontato dal presidente Lisei. Ne parla quest'oggi in un bel paginone il quotidiano Il Tempo. Dall'altra parte Elly Schlein è nell'angolo tra l'accusa 5 Stelle di fare melina e la Tecno Salis. È questa Salis che ha organizzato l'evento a Genova, ragazzi, e ballava col DJ. L'ha fatto Salvini, è stato uno scandalo. Se lo fa la Salis, ma guarda un po', la vediamo già premier. Gli alleati del campo largo dicono che rinvia sulle primarie Elly Schlein, mentre la sindaca di Genova Salis punta ai giovani e vuole le Olimpiadi. Capite cosa sta succedendo? Comunque sta roba delle Olimpiadi, che siamo riusciti a mettere d'accordo alcuni personaggi di sinistra del nord, è interessante. Dove andiamo? Su Repubblica, dai. Trump scarica Meloni, titolo principale. All'interno, il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: con l'escalation nel Golfo sarà recessione globale. Il Fondo Monetario taglia le stime, prevede un'inflazione al 6%. Bruxelles aiuti di Stato fino al 50% su carburanti e fertilizzanti. In taglio basso, famiglie stangata da 1.000 euro
timori per le scorte di farmaci. Confcommercio calcola la perdita di potere, la proposta di Salvini, ne parla anche Repubblica, azzerare i rincari su bollette e benzina. E intanto, come dicevamo, timori per le scorte di farmaci, perché si parla anche dello sciopero di chi questi farmaci te li porta a casa proprio per i vari rincari. Sempre sul quotidiano Repubblica, mia segnalazione, Budapest-Kiev, la svolta. Sarà riparato l'oleodotto che rifornisce l'Ungheria. Zelensky promette che Druzhba tornerà in funzione, il nome di questo oleodotto, tornerà in funzione entro aprile, e oggi incontra Mattarella e Meloni. Lo abbiamo qua Zelensky quest'oggi. Oggi Magyar apparirà alla televisione pubblica ungherese, una non notizia, un fatto normale in qualsiasi democrazia, non in Ungheria, scrive Repubblica. Fino a qualche giorno fa, nell'era Orbán, sarebbe stato impensabile vedere un'intervista al capo dell'opposizione trasmessa dai media statali maniacalmente controllati da Fidesz. Sì, ma toc toc, signori testoni, Toni Mastrobuoni da Budapest, adesso è il premier, vabbè, leggetevelo, è argomento interessante. Comunque si ripara l'oleodotto Budapest-Kiev, per noi non ce n'è, no, non c'è niente per noi, ok. Vado sulla Verità. Divorzio all'americana, titolo principale. All'interno, un taglio alto importantissimo per voi gomblottisti che poi ci azzeccate, un contratto per le forniture sanitarie, svela il sistema 5% del collega di Conte. Oggi Giacomo Amadori sulla Verità pubblica questo contratto, ok? Giro la pagina, all'interno, libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra. I progressisti si riscoprono guelfi adesso che si possono cavalcare le offese della Casa Bianca al Papa e le vignette blasfeme, ma chi ora come la Schlein contesta la cultura della sopraffazione silenzia i cattolici quando parlano di aborto e fine vita. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, che parla anche lei delle merci ferme nei porti della Sicilia. Scatta l'allarme farmaci per l'estate, sciopero per protestare contro il caro carburanti, stop dei trasportatori per 5 giorni. Intanto le quotazioni del greggio scendono, ma Aleotti di Confindustria avverte: nei prossimi mesi rischiamo carenze di medicinali. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieta e pensosa, illimitare di gioventù salì. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminili intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno, e io gli studi leggiadri, talor lasciando le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me spendea la miglior parte, ed in sui veroni del paterno ostello porgi agli orecchi al suono della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela, mirava il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte, lingua mortal non dice
quel che io sentiva in sé. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, oh Silvia mia, quale allora ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovvien mi dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. Oh natura, natura, perché non rendi poi? Poi mi dite che non facciamo mai cultura quando c'è Sammy Varin. Questa è pura cultura con a Silvia, simbolo della speranza, della giovinezza, una delle liriche più celebri di Giacomo Leopardi, sintetizzata in questa bella canzone del cantautore Icaro Ravasi. Nel suo canzoniere trovate anche questa, a Silvia. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ben trovato al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ciao. Buongiorno Sam, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno, tanti argomenti sul tavolo. Devi sapere, Alessandro, tu ormai ci conosci, mi conosci questa radio dove hai lavorato tanti anni e c'è un filo diretto continuo con i nostri ascoltatori. Oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori di segnalarci quelle che sono le problematiche, quelli che sono gli argomenti che vorrebbero portare sul palco questo sabato alla manifestazione della Lega in centro Milano, in Piazza Duomo, e stanno arrivando tante segnalazioni che potrebbero divenire, come del resto stanno diventando. Adesso inquadriamo ad esempio il quotidiano La Verità, a pagina 10 c'è il manifestone della pubblicità della manifestazione della Lega. Uno di questi claim è basta guerre a famiglie e imprese. Questo ad esempio è un esempio che trovate su tanti giornali quest'oggi come argomentazione. Prima di darti la parola, mi spiace, abbiamo in linea una persona che ti deve assolutamente parlare. Sentiamo. Ecco, dobbiamo dare l'esempio concreto di una cultura dell'accoglienza che sia integrale. Una cultura dell'accoglienza deve mettere tutto al centro, l'accoglienza come un nostro valore a 360 gradi e che sappia misurarsi con la sfida della globalizzazione, questa accoglienza. Quella sfida che porta con sé, come ovvio, anche maggiori opportunità di circolazione delle persone, perché nell'era globale tutto si muovono i capitali, si muovono le merci, si muovono le notizie, si muovono gli esseri umani, e non solo per turismo. E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione, e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi. Così Laura Boldrini qualche annetto fa, sembrano parole pronunciate ieri, anzi quest'oggi, e sono purtroppo un esempio di tanti meme che girano anche sulle tue pagine, Alessandro Morelli. Presto sarà lo stile di vita molto diffuso per tutti noi, lo stile di vita dei migranti. Purtroppo ne continuiamo a vedere degli esempi pazzeschi. Uno di questi lo stiamo vivendo dove abito io, a Cassano Magnago in provincia di Varese, dove c'è un balordo che gira urlando, minacciando, ma non si può fargli niente perché non commette veri e propri reati. Siamo alla frutta. Alessandro, partiamo da qua, anche perché, e questo è sicuramente una delle motivazioni principali per cui si è deciso di fare una manifestazione della Lega, che dico io, secondo me ritorna a fare la Lega
di lotta e di governo, perché porta sul palco argomentazioni che devono assolutamente entrare nel governo, nel programma di governo, o che già ci sono, ma che qualcuno non vuole portare avanti e ci mette un freno a mano. Mi zittisco. Alessandro. Certo, allora, guarda, sabato sarà questo importantissimo evento che raccoglierà tutti gli alleati europei della Lega, quindi i patrioti, il gruppo parlamentare nel quale la Lega milita in sede europea. Proprio adesso, tra pochissimo, scenderò al mercato, in uno dei mercati milanesi, in via Cermenate, a volantinare, a presentare e proporre la nostra un'iniziativa che chiaramente parte da lontano. L'organizzazione di questo tipo di manifestazioni, chiaramente, come potete immaginare, ha una genesi molto indietro nel tempo e è esattamente coerente con gli obiettivi che sono necessari soprattutto adesso. Stiamo vedendo come purtroppo il tema della remigrazione venga veramente tirato letteralmente per la giacchetta, un po' di qua, un po' di là. Come sapete, il Partito Democratico milanese chiede di vietare la possibilità democratica alla Lega e agli altri partiti europei di scendere in piazza, a migliaia di persone, dunque di esprimere la loro posizione riguardo al tema della remigrazione. Dall'altra parte il Partito Democratico milanese è preoccupatissimo perché questo potrà essere il lancio della campagna elettorale della Lega rispetto alle prossime elezioni comunali che si terranno l'anno prossimo assieme ad altre importanti città, Roma per prima. Dall'altra parte, a livello nazionale, c'è la preoccupazione da parte del Partito Democratico e della sinistra tutta che le tesi che la Lega rilancia con forza e rilancerà in questo fine settimana siano sentite da tante persone, non solo dal militante della Lega, da quello che è l'iscritto o che ha la tessera in tasca, ma da migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che stanno vivendo questa difficile periodo storico. Da un lato mi hai fatto sentire la Boldrini e chiaramente mi hai fatto accapponare la pelle pensando a che cosa succede nelle nostre strade, nelle nostre piazze. Tu hai citato il caso di Cassano Magnago che francamente non conoscevo, ma ti ringrazio. Dall'altra parte ci sono casi limite, pensiamo a Spezia dove un giovane islamico ha ammazzato un altro ragazzo a scuola perché questo aveva la foto della fidanzata del primo sul cellulare, e nei giorni scorsi la tragedia è avvenuta a Massa, perché dove un papà è stato ammazzato davanti a pugni, a calci, davanti a suo figlio undicenne e alla sua compagna, perché semplicemente aveva chiesto a dei giovani di seconda generazione, in questo caso romeni, di essere, che peraltro la Repubblica ha definito ha avuto il coraggio di definire italiani, semplicemente perché appunto ha chiesto un pochino di ordine. Ora dunque, perché cito Cassano, Spezia, Massa? Perché quando raccontavamo queste cose le dicevamo con il nostro accento, io da milanese, anche in TV, tanti pensavano che noi raccontassimo una fiction, che dicessimo ma questi descrivono il Bronx, non i quartieri popolari di una grande città del nord. In realtà, come dicevamo allora, e ancora una volta quelli della Lega hanno avuto ragione molto prima che tutti gli altri se ne accorgessero, il sasso lanciato nello stagno delle grandi città con i suoi anelli, con i suoi cerchi, è arrivato anche in provincia, e dunque la situazione è sempre più peggiorata. Ora io ti dico, Sammy, come sai non vivo più nella mia città nella quale sono nato a Milano, sono cresciuto a Milano, vivo nell'Interland, e ogni giorno quando porto i bimbi a scuola a Milano mi rendo conto di quanto Milano purtroppo stia cadendo in basso. Ora è chiaro che chi ci vive tutti i giorni non se ne rende conto, perché c'è questa tesi, no, la rana bollita, per cui ogni giorno una piccola goccia di degrado, di violenza, piccola, no? Uno non se ne accorge. Se 15 anni fa ci avessero detto guarda che nelle scuole non potrai mandare i tuoi figli se vuoi chiaramente mantenere un livello di educazione, di profilo
non solo educativo ma anche pedagogico, in linea con quanto hai vissuto tu e ti aspetteresti tu, perché fra 15 anni, fra 20 anni nelle classi ci sarà addirittura in alcune il 100%, ma arriviamo normalmente al 70-80% di bimbi che non sono italiani, magari non parlano italiano, sono difficilmente integrabili. Beh, tu avresti detto, Sammy, ma va, è impossibile, fra solo i 20 anni una cosa del genere. Ecco, quello che dice la Boldrini è perfettamente coerente con quello che hanno fatto. E lo hanno fatto infiltrandosi nelle amministrazioni, nelle istituzioni, negli enti, e lo fanno non con il profilo liberale, per cui insomma c'è un'indicazione, quell'indicazione viene dall'alto, la gente, il popolo dice facciamo questo cambiamento e quindi dall'alto arrivano delle proposte. No, siccome questi sono ideologicamente costruiti, c'è questa ideologia che è all'interno proprio del DNA di queste persone. Non c'è bisogno di un'indicazione dall'alto, semplicemente loro si comportano in quella maniera e non ci vedono nulla di strano. Quindi quando il magistrato lascia andare l'immigrato clandestino trovando degli escamotage è esattamente coerente con la sua ideologia. Quando il servizio sociale va contro gli interessi delle famiglie perché i bimbi sono dello Stato e non delle famiglie, va esattamente in direzione della loro ideologia. Quando i medici truccano e poi si verificherà, vedremo se il tribunale addirittura arriverà a condannarli, lo stato di salute di clandestini per evitare il loro rimpatrio è esattamente coerente con la loro ideologia. Ora dunque la manifestazione di sabato è una manifestazione di libertà, è una manifestazione che chiede di tornare padroni a casa nostra, è una manifestazione che dal punto di vista territoriale chiaramente è fatta in una grande città come Milano, una città limite sul fronte dell'immigrazione, ha una valenza, ma che a livello nazionale ed europeo chiaramente ne coglie molte altre. Capite, signori, l'importanza di questa manifestazione? Non soltanto Italia, anche perché sul palco sabato pomeriggio in Piazza Duomo a Milano ci saranno parecchi leader europei che porteranno le vostre proteste anche in Europa, che potrebbero diventare proposte potentissime, come ne stanno parlando oggi alcuni quotidiani. In questo momento sono sull'amica La Stampa, che scrive: blocco degli aumenti di bollette carburanti, il governo valuta misure in deficit contro i rincari. Ne sta già parlando Matteo Salvini con Giorgetti e potrebbe essere un argomento importante, anche perché a questo punto bisogna giocare il tutto per tutto, e abbiamo cercato di parlare con la von der Leyen su questo argomento. Pare che qualcuno però non voglia assolutamente attivare lo sforamento del patto di stabilità. Morelli. Questo è un tema assolutamente fondamentale, perché chiaramente vediamo la solita Europa, un'Europa che è ideologicamente costruita per andare proprio in quella direzione. L'Europa ha disintegrato, sta cercando di disintegrare, le politiche europee stanno cercando di disintegrare proprio le basi per cui, su cui l'Europa storica poggia. Da un lato la distruzione della nostra economia, è inutile che io stia a ricordare il settore automotive, che era il più importante, uno dei più importanti, su quale l'Europa sicuramente primeggiava su tutto il resto del mondo, che è stato disintegrato dall'Europa. Disintegrare il modello della famiglia, il nucleo principale della nostra società in ogni paese europeo, perché è inutile dirsi è diverso l'Italia rispetto alla Svezia, rispetto alla Germania, alla Spagna. La famiglia è il nucleo centrale in ogni cultura che abbia delle radici cristiane, possano essere poi cattoliche o non cattoliche, ma quando c'è la cristianità c'è la famiglia al centro. Ecco, disintegrare la famiglia attraverso il modello del gender e di tutte queste, proposte presunte progressiste, in realtà ci fa tornare indietro. L'immigrazione di massa, che chiaramente è
palesemente sostenuta dall'Europa. Perché? Per disintegrare il nostro modello sociale, per cui queste persone arrivano, fanno figli e tra generazioni non ci saranno più parigini, milanesi, bolognesi, torinesi o berlinesi, ma ci saranno questi giovani di seconda, terza, quarta generazione. Oramai stiamo parlando chiaramente di un progetto di lunghissimo termine, che evidentemente non si sentiranno spaesati sia nei loro paesi di origine, sia nel paese dove sono stati ospitati i loro genitori o addirittura nonni. Quindi un'Europa che matrigna, che però ha un obiettivo solo: creare l'Europa. E esattamente come qualcuno disse, abbiamo fatto l'Italia e dobbiamo fare gli italiani, cosa che evidentemente in molte aree del paese non ancora è riuscita. Figurati cosa vuol dire in Europa. L'unico modo per creare l'Europa è disintegrare gli europei, i popoli europei, le comunità, le culture, le regioni europee, facendo in modo che si crei questo melting pot per cui alla fine gli europei nativi diventano un'assoluta minoranza. Anzi, li stai convincendo attraverso la televisione, attraverso le politiche che arrivano dall'alto, a quasi scusarsi del fatto di essere europei nativi, di avere una cultura, delle radici, una storia millenaria. Ora dunque tutto questo è fatto per creare l'Europa, per creare gli europei. Finché ci saranno diverse lingue, diversi interessi, diverse comunità, è evidente che l'Europa, per come se la immaginano, non si realizzerà mai. E questo è sempre stato l'obiettivo della sinistra, che ha contrastato pesantemente con gli obiettivi della Lega. La Lega e altri partiti sovranisti, oggi definiti sovranisti, che invece sì, intendono guardare a un'Europa che possa coadiuvare la crescita economica e sociale dei vari territori, ma rispettando le culture, le tradizioni, avendo insomma un sano distacco rispetto alle scelte che le comunità devono continuare a poter avere. Quindi il passaggio oggi è un frangente, quello del patto di stabilità. Ieri era l'idea di aprire Schengen anche agli immigrati, e quindi vedo che a livello internazionale europeo in molti adesso si stanno lamentando in maniera solida della decisione della Spagna di aprire le porte a 500.000 immigrati che chiaramente una volta giunti in Spagna potranno andare in altri paesi, e dunque evidentemente insomma gli altri paesi, Francia per prima, con i nostri alleati della Le Pen e Bardella stanno chiaramente facendo pressioni in sede francese, ma dall'altra parte c'è un signore che si chiama Macron ed è inutile stare a parlare di cosa combina quel personaggio. Intanto che parli, stiamo trasmettendo proprio immagini che arrivano dalla Francia, decine, centinaia di immigrati che corrono in strada appena sbarcati e corrono verso l'oro. Sussidi, un pasto, una casa, un telefonino, servizio sanitario gratuito, tutto a carico dei lavoratori spagnoli, perché qui siamo... Per fortuna mi è venuto un colpo, pensavo alla Sardegna perché un po' ci assomiglia. No, sono immagini che arrivano dalla Spagna, ma sapete bene che se dovesse cambiare qualche cosa al governo, il salto è assolutamente breve. Intanto che parlavi sono andato anche su un sito internet molto gettonato in queste ore. Il sito è padroniacasanostra.com e mi sono fatto questa bella fotografia. Sammy Varin con occhiali verdi che tira fuori dalla camicia il Tau e il clam è in piazza per dire Europa cristiana, mai musulmana. Fateci un giro, ascoltatori. Il sito è padroniacasanostra.com. Potete mettere la vostra foto che diventa una vera e propria locandina per pubblicizzare questa manifestazione, alla quale potete aderire ancora mettendovi in contatto con il segretario di sezione o con qualche amico leghista a voi più vicino. Ci sono pullman che partiranno da tutta Italia per portare
portarvi a Milano questo sabato alle ore 15, ma in Piazza Duomo a Milano ci sappiamo arrivare tutti quanti. Intanto, Alessandro, stanno arrivando un fracco di WhatsApp, li hai galvanizzati per bene i nostri ascoltatori come ai bei tempi al 340 6709 659. E a proposito di argomenti da portare in piazza a Milano questo sabato, c'è Pier da Riccione che chiede: a che punto siamo con il nucleare? Questo è un tema che chiaramente la Lega ha seguito in maniera diretta, perché è un interesse. Noi lo abbiamo proposto durante la nostra campagna elettorale, siamo certi di riproporlo per la prossima campagna elettorale. Dobbiamo sottolineare come le sensibilità nell'ambito di governo siano molto differenti. La delega a questa materia spetta al ministro Pichetto Fratin di Forza Italia. Parte di Fratelli d'Italia non è favorevole a aprire a questa tecnologia. Dire nuova tecnologia sarebbe persino assurdo, visto che, come sappiamo, da decenni viene utilizzata in maniera sicura in tutto il mondo. Quindi diciamo che la nostra maggiore difficoltà è innanzitutto a livello interno di maggioranza. La Lega, sappiamo, la Lega è un forte partito della maggioranza, però ha una quota minoritaria della maggioranza stessa. Quindi noi siamo assolutamente sul pezzo. Io per primo, in sede di Comitato per la Programmazione Economica, ogni anno delibero su proposta del ministro Pichetto Fratin all'ambiente i finanziamenti legati proprio ai comuni che vengono definiti comuni nucleari, cioè quelli che erano e hanno ancora delle sedi previste per il nucleare e che poi sono state deviate verso la manutenzione e il mantenimento di scorie che sono legate a altri scopi e non quelli dell'energia. Penso per esempio alle scorie legate alla sanità e alla medicina, perché il pensiero stravagante che hanno molti è che Italia fuori dalla produzione energetica nucleare uguale Italia fuori dal nucleare. Non è così, perché chiaramente potete immaginare quante tonnellate di materiale nucleare sia depositato nell'ambito appunto di luoghi assolutamente sicuri, perché il nucleare è uno strumento, una tecnologia che utilizziamo abitualmente, giornalmente. Pensate, nei nostri ospedali, semplicemente per fare i raggi X, quanto materiale nucleare viene utilizzato chiaramente nell'ambito di alcuni anni o decenni. Dunque, noi, la Lega, è sul pezzo da questo punto di vista. Vedo che molti si stanno muovendo e speriamo che questo tipo di tecnologia che si sta finalmente approcciando possa diventare matura nel più breve tempo possibile. Mi riferisco alle piccole o micro addirittura centrali che chiaramente sarebbero la svolta da tutti i punti di vista. La svolta innanzitutto perché insomma, con una microcentrale le polemiche legate comunque alla gestione di un sistema come questo sarebbero evidentemente molto inferiori. Noi comunque andiamo avanti, sarà immagino, lo verificheremo, io lo proporrò evidentemente nell'ambito della leadership leghista, uno dei punti cardine della campagna elettorale della Lega per le prossime elezioni politiche. Tante segnalazioni, dovremmo star qui fino a domani mattina, ma questa non la posso evitare, anche perché ne parla persino il Corriere della Sera, pagina 23. Abbiamo modello e impianti. Il Nord-Ovest punta alle Olimpiadi. Olimpiadi ancora una volta del Nord, con la T finale, mi raccomando. Olimpiadi che la Lega ha tanto voluto, ma c'era qualcuno che non era d'accordo, ma il successo delle Olimpiadi Milano-Cortina ha fatto cambiare idea a quel qualcuno. Alessandro.
Beh, oggi chiaramente salgono tutti sul carroccio del vincitore. Carroccio del vincitore perché le Olimpiadi invernali 2026, su cui chiaramente tanti di noi hanno bellissimi ricordi, hanno festeggiato per l'eccezionale livello degli atleti e delle gare. Oggi tutti quanti, dicevo, salgono su questo carroccio, quando anni fa, insomma, non era stato proprio così semplice portare a casa quel risultato, che è un risultato storico, con polemiche interne al governo di allora, il giallo-verde, con difficoltà con i sindaci, in particolare il sindaco Sala del PD, che diciamocelo serenamente, ha sicuramente osservato per bene quanto noi abbiamo fatto per le Olimpiadi, ma diciamo non è che sia stato proprio uno dei principali protagonisti dal punto di vista mediatico, quello è indubbio, ma per quanto riguarda il da farsi, parliamone serenamente. Se non ci fosse stato il governo, infatti, che coprendo l'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione del villaggio olimpico e dell'Arena Santa Giulia, che sono due strutture fondamentali per le Olimpiadi, non ci sarebbero state le Olimpiadi di Milano. Ma va bene, diciamo che abbiamo lavorato tutti per portare a casa questo risultato. Oggi salgono tutti sul carroccio del vincitore, io ne sono assolutamente contento, sono fiero del lavoro fatto dalla Lega a tutti i livelli, dalle regioni fino al governo, per portare a casa questo risultato. Decideremo quale sarà la strada migliore, visto che squadra che vince non si cambia. Ritengo che sia ragionevole ascoltare tutte le proposte che stanno venendo da vari sindaci, da vari interlocutori dei territori, ma chi ha portato a casa questo risultato sarà quello che più avanti valuterà come fare al meglio la prossima candidatura per le prossime Olimpiadi, contando che quest'ottima esperienza abbia lasciato, e di questo sono certo, ne ho contezza, abbia lasciato un'ottima impressione nel CIO, che chiaramente sarà propositivo nei confronti della proposta che noi faremo. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Alessandro Morelli, che ci dà appuntamento insieme a tutti i leader della Lega e rappresentanti di Patriot, il gruppo europeo della Lega, a questo sabato pomeriggio a partire dalle ore 15 in Piazza Duomo per la grande manifestazione dei patrioti, seguita in diretta ma solo per malati gravi, chi ha problemi di deambulazione, chi ha grosse malattie, chi ha impegni inderogabili, seguita anche da questa radio. A partire dalle ore 14, Alessandro, io sarò in diretta per fare una speciale diretta non solo dal palco, ma anche ascoltando chi ci segue via radio, perché le proteste possano arrivare fino al palco di Piazza Duomo. Grazie ad Alessandro Morelli, buon lavoro. Grazie a te Sam, in questi giorni mi raccomando, io adesso andrò al mercato di Via Cermenate Milano, venerdì sarò ad un altro mercato proprio per volantinare, e il nostro compito da militanti della Lega è quello di fare in questi giorni la massima evangelizzazione, il massimo proselitismo per portare persone in piazza sabato in Piazza Duomo. Ci vedremo, Sammy, magari farò la diretta come sempre via social prima e magari ci salutiamo anche se dall'etere. Bene, grazie davvero. Ciao sottosegretario, ciao. Avete